L'apnea è uno sport meraviglioso, affascinante, ma ha bisogno di un atteggiamento di assoluto rispetto di se stessi e della pratica che si va a fare. Non esiste un atteggiamento da superuomo, non esiste la resilienza nell'apnea, esiste un ascolto e un crescere piano piano rispetto a questo sport. Assolutamente non entrare in competizione, vedo uno che fa una distanza, la voglio fare. No. Ci sono dei sistemi di sicurezza che il corpo mette in atto, si può svenire in acqua. Se nessuno sa che succede questa cosa, non si è consapevoli che questa cosa succede, se non si avvisa, non c'è un sistema di sicurezza, è uno sport molto pericoloso. Anche i più esperti, quando praticano l'apnea, devono essere seguiti, ma la cosa fondamentale, ribadisce l'esperta, è non voler mai strafare né improvvisare. In generale l'apnea va presa con le dovute cautele. Avvisare i bagnini, avvisare qualcuno e comunque non improvvisarsi. Assolutamente, né qua né in mare né da nessuna parte.